Siamo in via Roma, davanti al kebab da Bubir, ci sono delle magnolie, di cui questa qua che vediamo davanti proprio al negozio è una tra le più anziane, passatemi il termine, è una magnolia stellata. Nella parte alta si notano questi fiori bianchi molto belli che sono a forma di stella, sono piante tipiche del Giappone. Quando avevo 5 anni. Cosa hai visto? Piantare i tigli in Viale Europa Unita. Aspetta, senza le sigarette che non fa bello, ecco. In questo momento di amicizia multiculturale, Un negro e un bianco. È più comoda la camionetta dei militari? No. No? È più comoda la tua? Sì, Oggi è un giorno di pre-festa perché siamo qua alla bottega del caffè Dersut. Mercoledì, stasera andremo in onda, ci saranno le immagini da questo quartiere fatte da me, ci sarà Kai il cinese, Saul il colombiano, Kofi il ghanese, immagini da questo bar, della moschea, insomma è un giorno importante per questo quartiere e intanto mi bevo questo buon caffè. Come ti chiami? Chiamo Durakovic Habib. Saluta tutti i miei paesani. Buongiorno Giuseppe Prete, come va? Bene, bene, bene. Dopo aver avvistato l'ex assessore alla sicurezza Ciani, è appena arrivato il vice sindaco Alessandro Venanzi che sta indugiando al telefono. Noi andremo in studio, manca anche... Sono berlusconiano e renziano.
No, però, Mi piace. però un giorno mi piacerebbe fare il gioco di scambio dei ruoli con i giornalisti, che poi sono sempre terribili anche loro, E no? voi fate le domande. E noi siamo lì, no? Sotto torchio.